Lo sfondo è bello, cioè. Ci siamo. Quando c'è il restyling quasi appena fatto, chiaramente anche le luci sono regolate bene, quindi grazie ai nostri potenti mezzi siamo in onda anche da Gioia del Colle. Ben arrivato. Bene. Siamo qui nel ristorante Leader, che da osteria, eccetera, eccetera, passato, diciamo, a un aspetto, sembrerebbe fine dining, se mi posso permettere, non so, visto che c'è Vivian che è anche sommelier patron qui, no? Quella che si occupa del vino, mentre invece lui era lo chef, la colpa è sempre la sua, e quindi abbiamo una forchetta quasi 2, siamo avviati verso la seconda, 76 centesimi, e quindi eccoli qua a Gioia del Colle, che è nota grazie anche al Primitivo. È nato qua poi il Primitivo, cioè il primo Primitivo sarebbe stato qui, poi chiaramente hanno preso spunto a Manduria e chiaramente hanno reso popolare questo vitigno poi in tutto il mondo. Quindi bene, buon vino, buon cibo. Buon cibo soprattutto. Ecco, quindi per lo chef e per il cibo. Esatto. Io dico anche buon vino perché stavo anche proprio nella cantina al confine con Matera, dove chiaramente c'è anche i 3 bicchieri questo Primitivo di Gioia del Colle, di cui ho sempre sentito parlare, ma in effetti poi in realtà capita anche di bere delle bottiglie doppia, tripla magnum, però anonime. Il vino è buono, però se era di Manduria, era con IGT piuttosto che di Gioia del Colle, chiaramente non lo sapevo, ma penso che sia proprio questo primordiale. Bene, quindi direi che in questa domenica di inizio giugno, dove praticamente l'estate possiamo dire che è aperta, ecco, con un acquazzone qua e là, che poi non guasta perché qui si raggiungono a Matera, poi si fermano addirittura i cellulari, cioè temperature altissime, e quindi bene estate 2024. E quindi cosa avete fatto allora di recente, visto che stiamo vedendo il risultato finale? Com'era prima? Allora, prima era un'osteria. Qui c'era un banco, mi sembra, c'era un banco ed era, diciamo, serviva a noi per la mescita e anche per, diciamo, la preparazione anche di tutto il lavoro che c'è prima del servizio del pranzo e della cena, e abbiamo alleggerito molto lo stile e anche i colori, perché ci serviva per dare un senso anche di larghezza al ristorante e di ampiezza, perché i tavoli sembravano un po' troppo ravvicinati, ecco. E col tempo abbiamo analizzato diverse proposte, ci è piaciuta, insomma, l'attuale ristrutturazione. Ci ha seguito un interior che è una donna, tra l'altro, che ha sposato molto il nostro pensiero di mantenere comunque la volta e la pietra, che è il simbolo della Puglia. Soprattutto nell'altra sala, quella un po' più grande, abbiamo non sono trulli, era un'antica, diciamo, un'antica cantina utilizzata per come si chiama? Palagiano, com'è che si chiama? Palmiento. No, le cantine avevano una cantina che è stata utilizzata in passato come stalla per gli animali, venivano, diciamo, messi qui in questo locale. Poi nel tempo si è trasformato in un ristorante, prima era un'osteria molto tipica, e poi da quando, insomma, abbiamo rilevato l'attività, io e Ottavio, abbiamo alleggerito molto i sapori, anche diciamo, mantenendo sempre il giusto equilibrio con i prodotti pugliesi e con la terra, perché comunque ci piace molto utilizzare le verdure, il prodotto, diciamo, e soprattutto locale, che di altre regioni, e quindi allo stesso tempo c'è stata una crescita insieme al cibo, è cresciuta anche la cantina, insieme alla ristrutturazione del ristorante che poi abbiamo rinnovato qui nel vostro esterno, cioè nel senso che c'è il Deor, il nostro Deor, che si affaccia appunto sul retro del ristorante, che poi per quelli che entrano da di lì, il retro è questo qua, cioè dipende un po' c'è più passeggiata lì magari. Sicuramente è più bello il centro storico, perché è più caratteristico
turistico, però Certo. noi siamo sul corso principale, corso Cavour, che comunque è di passaggio. Anche i turisti quando camminano notano subito l'insegna del ristorante. Magari qui dal retro è un po' più complicato arrivare con le auto, quindi si No, passeggia sì, è sempre. lì è come a Matera, E allo stesso tempo abbiamo Preferiamo comunque come a Venezia. che non è come ci sia. Venezia, anche Ecco. che non c'è passaggio. Ci sono queste calli, Sì. questi E insomma, vicoli. nel tempo c'è stato anche Quindi- questo cambio. Bene, no, questo chiaramente è la piccolo location, cambiamento. mi sembra di capire che questo locale è un locale storico, quindi che era gestito da altri, che si chiamava sempre così, È l'avete nato mantenuto, per pochi anni. per non è- i primi 2 anni Eh? c'erano dei ragazzi che avevano appunto avviato questa attività che risale circa 22-23 anni fa. Io mi trovai di passaggio, poi loro si divisero in società, io subentrai, presi il 50%, poi correva l'anno? 2001, sì, 2001. E io avevo 20 anni circa. Quindi abbiamo capito quanti Sì, anni hai. Beh, classe Esatto. 42. Ci sono anche 82. due bimbi, perché è una coppia. Sì, due Come ha cuccioli. detto, ecco. Abbiamo due Eh, piccoli bambini. E poi di lì, i primi 5 anni ho avuto la società con questo mio amico, e poi durante un pranzo ho conosciuto Miriam che festeggiò la sua laurea da me, Laurea presa e poi- di lì ci siamo innamorati e abbiamo deciso poi insieme di rilevare il ristorante. Era già Adesso nella sono- sommellerie? No, non ancora. era in Uscito politica, dopo. diciamo, quando si No, occupava in Sì, perché scienze politiche, in a Forlì. effetti, politiche a nel Forlì. senso Politiche che possono avere internazionali. bisogno destra, sinistra, al centro, ecco, quel senso lì. Diciamo che Adesso ero poi in una non so. fase iniziale del lavoro, diciamo, Del il lavoro, primo- sì. le prime esperienze lavorative Bene, anche a bene, Forlì perché lavoravo. Miriam è anche lei, come io ho fatto il militare a Milano per un anno, Ho studiato anche a Forlì. Miriam ha studiato quindi qualche anno. No, sono stata 6 anni a Forlì e poi sono rimasta, vabbè. dopo diverse esperienze a Roma e a Milano, mi sono fermata a Forlì alla Camera di Commercio e poi ho conosciuto lui. Ha mollato Sono tutto tornata e a è Puglia, perché i tornata miei giù genitori per sono pugliesi. questo Comunque, quindi non proprio io sono di di origini Gioia. mia mamma di Cutignano e mio papà di Gioia del Colle. Comunque sì. Siamo sempre Sì. di origini, diciamo, Quindi siamo bene, qua. bene, vediamo allora il percorso dello chef, anche perché qui comunque col suo arrivo avete preso quel riconoscimento che non è facile avere, perché oltre a fare buona cucina devono essere anche contenuti i prezzi, quindi certo. il gourmand magari ai tempi era anche 35-36 euro, adesso Sì, siamo sui sì. 40, e quindi lo chef ha ottenuto questo riconoscimento che adesso con restyling chiaramente in attesa di altre valutazioni. Bene. Quindi ci auguriamo che vada meglio. Intanto la guida del Gambe Rosso già appunto vi segnala poi anche la cucina d'autore di Identità Golose, dove dire è fra gli indirizzi, che è anche Sì, quello anche chiaramente importante. Quindi come si inizia a fare lo chef? E allora, per quanto riguarda il mio percorso, nasce quando avevo 14 anni, quasi per sbaglio, no? Perché avevo la passione dell'arte, quindi diciamo la scuola Andavi superiore. bene? Sì, abbastanza. Allora, Quindi il percorso sarebbe stato della scuola superiore iscrivermi all'istituto d'arte, dove insomma avrei fatto un percorso differente da quello della cucina, però poi ci siamo rincontrati. di qui a Gioia, no? Bari. Si va a Bari. Sì, poi c'era, ecco, non c'era possibilità di iscrizione, c'era un sovrannumero di iscritti e quindi i miei genitori optarono per una scuola alberghiera per farmi abituare il primo anno, diciamo almeno agli orari, perché partivo alle 7:15 con il treno per andare a Bari. Allora ho fatto il primo anno nella scuola alberghiera e poi ritorni all'istituto d'arte e poi non ho più cambiato. Poi c'era la Nouvelle Cuisine che alla fine in effetti sono ancora questi piatti che effettivamente hanno qualcosa d'artistico. Con l'arte, sì, Lui è molto sicuramente. bravo sicuramente. in questo, soprattutto nell'impiattamento. Sì. Mi piace molto, si vede che c'ha questa vena artistica che purtroppo non ha potuto
sfruttare scuola, perché ha cambiato scuola, infatti. ha scelto l'alberghiero dove non si disegna, però si impara a cucinare. E devo dire che nel tempo ha migliorato sempre di più anche lo stile dei piatti, è cambiato, ecco. C'è stata un'evoluzione. Però c'è stato un periodo che non conoscevate, che quindi lui avrà fatto delle esperienze in giro per l'Italia, sì, certamente, no? Come prima esperienza lei sa solo... Io so solo una quello dopo, parte, quella volta, in poi. Allora, l'esperienza principale parte con uno chef locale di un paese qui vicino, Gianni Longo, insomma, a Castellana Grotte. Avevo 14 anni, quindi frequentavo la scuola a pranzo, a cena ero sempre al lavoro, diciamo, per tutto il periodo scolastico. Dopodiché ho fatto un'esperienza in una grande struttura al Cairo. In Egitto? Sì, in Egitto sono stato lì. Poi ho fatto un'esperienza a un Marriott a Dublino. E poi mi sono costruito questi contatti. Che c'è molta giro di turisti internazionali che può capitare. Amicizie, diciamo, per esempio al Cairo è nato perché c'era un pasticcio di Gioia che esportava pasta. E di lì, insomma, fece uno show cooking e poi ti hanno tenuto là. Sì, ero giovanissimo comunque, avevo 18 anni. Ti hanno fatto una proposta indecente? No, non proprio. Sì, però diciamo, ecco, preferivo poi dopo un po' di tempo tornare diciamo, a casa. Poi negli ultimi anni ci sono stati, anzi poi quando ho preso il ristorante c'è stata un'altra parentesi dove ho vissuto 3 anni a Rio de Janeiro, perché abbiamo aperto un ristorante lì, avevo 22 anni. Sempre con il socio con cui condividevo questo. Che anche lui era sommelier. Sì, anche lui si occupava di questo. E poi un'altra esperienza interessante è stata un'apertura di un ristorante in Montenegro, in una marina privata, si chiama Porto Montenegro. Qui proprio qua di là dall'Italia, proprio. Sì. Grazie a un'amicizia, un nostro cliente amico che ci ha portato in vacanza, ci ha consigliato una vacanza in Montenegro, di lì e poi abbiamo conosciuto i manager. E abbiamo aperto un ristorante, sì. E loro vabbè, tra l'altro Albania, Montenegro, Macedonia, rimasti dire che Redzepi è macedone, no? Sì. Lo chef del Noma. E poi quindi, ecco, i primi 5 anni del ristorante ho avuto la possibilità, perché all'epoca c'era anche abbastanza personale che voleva intraprendere la vita nel mondo della ristorazione. Avevo sempre la possibilità di andare e tornare, quindi gli anni me li sono sfruttati un po' così, no? Perché poi quando si ha un'attività propria dopo è difficile allontanarsi, quindi devi puntare sulle basi, sulla conoscenza ed essere più autodidatta possibile per poter evolvere quel pensiero. Uno chef magari famoso che ti ha particolarmente colpito? Massimiliano. Sì. Cos'è, a livello di riviste, a livello di... Sì. Cioè, lo vedi nei libri? Sì, leggo i suoi libri, mi piace il suo concetto. Da piccolo, diciamo... Fa piacere anche lui, è un allievo di Marc Verrat in Francia. Sì. Viene l'unico dei 3 stelle Michelin che viene da quella scuola, esatto, quindi fa molto... Un piatto che secondo te... Un piatto di di Alaimo che... Cappuccino di sé. Ecco. Per me, diciamo, è interessante, ci ha anche ispirato, perché diciamo, abbiamo rivisitato una ricetta che era uno stufatino di funghi cardoncelli locali, dove nel periodo invernale presentiamo questo cappuccino di cardoncelli con patate alla cenere. Una spuma. Sì, sopra viene servita questa spuma, quindi abbiamo ricostruito in un'idea entroterra da questo cappuccino, quindi è nata un po' di ispirazione. Però ci sono anche tanti altri spunti, altri piatti interessanti, insomma, di Massimiliano, ma anche di altri, diciamo, ci sono capitate tante esperienze in Italia, abbiamo sempre anche il locale ha questa cosiddetta influenza degli Alaimo, che è non mettere più la tovaglia. È una cosa che è passato sempre, che loro chiaramente fanno molto bene, anche perché a Ferrara c'è il loro fornitore, una macelleria,
che in effetti quando sono andato in questo posto dove appunto hanno la macelleria fuori Ferrara, mi era sembrato strano che non ci fosse la tovaglia, perché chiaramente sono posti da me, insomma, dall'Emilia Romagna, dove chiaramente c'è ovunque, insomma, toglierla è difficile. Quindi anche quello oggigiorno ovviamente è all'inizio importante. avevamo un po' paura a togliere la tovaglia, perché la gente era abituata comunque a trovarci sempre col tovagliato, però per noi è stata una sfida. Volevamo vedere proprio la reazione e soprattutto abbiamo notato che è meno formale anche l'impatto soprattutto sui giovani. Abbiamo notato questa voglia di venirci a trovare. Magari prima avevano un po' paura proprio perché c'era il tovagliato, e spaventava un po'. Bisogna chiaramente, però, ecco, ringiovanire, snellire chiaramente per le nuove generazioni, avanti anche i nuovi chef giovani, no? Vedo che vengono favoriti giustamente, sono il futuro. Ecco. E quindi intanto comunque mi sembra che avete i piedi per terra, nel senso che, ecco, quindi che c'è il pranzo come la cena, quindi siete aperti ugualmente lunedì giorno di chiusura, però sempre pranzo e cena. C'è anche una proposta a pranzo, anche siamo nel centro storico, quindi ci sono qualche uffici, quindi ci sono i clienti anche che vengono tutti i giorni, magari mangiano un piatto a pranzo, la sera chiaramente. Un po' più veloce. Ecco, quindi com'è la formula? È una formula, anziché diciamo l'antipasto misto, si alleggerisce, diventa 3 portate, e poi le proposte diciamo nel menù sono 3 proposte di primo, 3 di secondo, 3 dessert, in modo tale che la gente, se vuole andare via anche in un'ora, riesce a pranzare e ad andare via, a tornare a lavoro più che altro. In questo modo anche noi ci sentiamo, ci sentiamo più veloci in questo servizio, perché è tutto anche in cucina, diventa tutto più, viene tutto più alleggerito, dall'antipasto al dessert. E quindi le proposte sono anche per loro sono di meno, la preparazione è anche abbastanza più facile per loro, e poi la sera invece diamo la possibilità di scegliere alla carta con più proposte di antipasto anche al piatto, oltre all'antipasto misto che è il nostro cavallo di battaglia. E poi proponiamo più primi, sicuramente più proposte di primo, secondi sia di carne che di pesce, e una lista di dessert. Quindi abbiamo dei menù, abbiamo il nostro menù alla carta. A pranzo andiamo per ordine. A pranzo voi fate... è un menù un po' più alleggerito, con 3 proposte di antipasto, 3 primi, 3 secondi e 3 dessert. Quindi si sceglie da quelli, c'è una formula. Una formula al momento, diciamo che si sommano i prezzi. Si possono sommare i prezzi, però mediamente diciamo sui 35 riesci anche a pensare. Esatto, non c'è un prezzo fisso, però uno può prendere anche un piatto. Anche con 30 euro, 25 euro. Succede che se uno prende 3 piatti, la porzione è sempre quella, cosa deve fare lo chef? Esatto, sempre uguale, le porzioni sono e questi sono piatti del pranzo. Poi la sera invece abbiamo un menù alla carta. Alla carta. No, sarebbe la carta anche questo, mi sembra. È alla carta, però è ridimensionato, un po' più ampio. Sono un po' più leggeri, cioè in modo che uno a pranzo non si appesantisse troppo e fa 3 portate, semplicemente perché magari deve parlare anche d'affari. È chiaro che pranzo un po' più veloce, anche con delle ricette talvolta anche un po' semplificate rispetto alle ricette magari un po' più particolari della sera, perché facciamo dei piatti un po' più classici, anche dei classici che a volte non sono dimenticati. Certo, c'è più sperimentazione la sera. La sera sicuramente c'è più sperimentazione. Quindi mi sembra di capire che il fatto che ci fosse il Bib Gourmand prima del restyling, che sia anche perché chiaramente avete differenziato dal pranzo alla cena, ecco, quindi chiaramente c'è stato un leggero aumento dei prezzi, c'è una differenza, mantenete il Bib Gourmand ovviamente a pranzo, e la sera chiaramente giustamente dovete usare, state chiaramente, anche perché le esperienze dello chef abbiamo sentito sono molto, molto interessanti. Quindi qual è il piatto invece tuo che sta funzionando ancora?
Ancora cosa avevi cucinato quando è venuta lei? Magari ha portato bene pure. Cosa prevedeva allora? Allora, un piatto che adesso mi sono ricordato era un timballetto fatto con gli scampi. Era una pasta leggermente arrosticciata con questo salsa agli scampi. Quindi più pesce, carne, com'è? No, allora noi facciamo allora in inverno funziona così: 80% terra, 20% mare, perché nell'entroterra in inverno c'è un'espressione proprio naturale che è veramente interessante. C'è una pasta proposta di prodotti del territorio, quindi verdure, funghi, tutto quello che insomma la Puglia ci offre. Invece in estate facciamo 50 e 50, perché comunque la richiesta del cliente è anche quella di volere nell'entroterra un po' di pesce, e quindi... Era estate? Quando era marzo-aprile. Anche il periodo della laurea. Sì. E poi ti volevo dire che a pranzo il menù cambia una volta a settimana. Quindi settimanalmente il menù di pranzo cambia, perché lo basiamo anche sul raccolto dell'orto. Collaboriamo con un orto qui vicino, un orto sinergico, tutto insomma a chilometro zero, dove ci aggiorniamo ogni domenica e mi dice insomma i prodotti che potrebbe darmi per la settimana. Quindi di lì sviluppiamo tutto il menù. Continuiamo a conservare le cicorie selvatiche, tutti i prodotti tipici del territorio, perché ci teniamo a rappresentare una cucina che sia una tradizione rivisitata, ma non troppo, perché nel nostro territorio l'obiettivo, diciamo che quello che la clientela vuole è riconoscere la chiarezza dei prodotti, riconoscere il gusto autentico, e quindi non magari trasformare troppo quello che insomma è la materia prima. Quindi ci basiamo su dei parametri ben chiari. Grazie a questo, diciamo, da 20 anni portiamo avanti questa filosofia che ci sta dando degli ottimi risultati. Riso, patate cotte, un piatto stagionale? Un piatto, sì, stagionale. Sì, si fa tutto l'anno. Di Bari, no? Sì, Bari, per noi non lo so. Patate e riso cozze, è uno sformato, sì. Uno sformato che fanno soprattutto nella città di Bari, è molto conosciuto. Ma infatti l'ho mangiato a Bari, però rivisitato, perché diciamo come ingredienti mi aveva lasciato un po'. Diciamo che però, un piatto altro importante che abbiamo provato a rivisitare con un abbinamento con una bracciola di diaframma al ragù è stata l'assassina parese, che è uno spaghetto piccante abbrustolito, che è una ricetta molto antica, si faceva già tanti anni fa, si utilizzavano questi spaghetti, dicevano addirittura che erano gli spaghetti del giorno prima riscaldati, però adesso c'è un procedimento di cottura che ha bisogno di 30-40 minuti, e Ottavio dall'anno scorso ha provato a rivisitarlo e l'abbiamo proposto ai nostri clienti con la bracciola al ragù. Che anche poi alla fine si può fare anche vegetariano, se non ricordo male. Che si può fare anche con una salsa questo di che si chiama, perché me lo sono segnato, Celso La Foggia, Assassineria urbana si chiama. Esatto, perché adesso in effetti sono in Puglia ed ero curioso di questa cosa, perché poi è piaciuta, aspetta un attimo, è piaciuta, no, è Checco Zalone che la fa anche lui, no? Questa ricetta ai suoi amici, quindi c'è praticamente uno chef che è rimasto con Uliassi. È vero. C'è questa, se non erro un fusillo, esatto, è rimasto perché si è trovato appunto invitato da Checco Zalone, evidentemente. È un piatto, diciamo, che nell'ultimo periodo c'è questa richiesta proprio della clientela, e fanno, diciamo, ecco. Quindi voi qui non c'è un problema dei piatti tradizionali, fate, non è che certo, quindi non è che anche un piatto tipo le fave cicorie, che è un piatto storico, noi
ce le abbiamo sempre, perché Certo, comunque certo, capita il certo. turista soprattutto che viene per la prima volta in Puglia e si trova di passaggio a Gioia del Colle, può fare questa richiesta delle fave cicorie. Noi siamo sempre pronti comunque a servire anche i piatti della tradizione, che poi c'è la rivisitazione a cena, però manteniamo sempre le basi della cucina pugliese, ecco. Qual è il piatto più strano? Il piatto più strano del nostro menù? Sì, nel senso questi sicuramente sono dei classici, vengono visitati, anche diciamo che attualmente la cosa più il raviolo, allora abbiamo anche un risotto, anche se siamo in Puglia, però abbiamo in carta anche un risotto. E poi c'era un sommelier che stava a Lecce, spero ci sia ancora, che lui usava un riso calabrese, è l'unico produttore che lo produce, cioè per dire, può esserci anche qua qualcuno che produce il riso, come in Toscana. Per esempio, nell'ultimo periodo si è voluta la fregola, e c'è un pastificio locale che ha fatto una selezione di semole del territorio, dove hanno prodotto questa semola, lo fanno a Gioia, quindi hanno prodotto questa fregola dove l'abbiamo rivisitata, l'abbiamo servita con delle cime di rape, che è venuta un po' come risottata. Bene. È stata molto buona. Questo è un piatto che mi è piaciuto tanto, è appena uscito dalla carta, però lo reinseriremo sicuramente. Nel periodo delle cime di rape. Ed era una base di salsa di cime di rape, gambero rosso crudo e gocce di burrata, erano diciamo i tre simboli della Puglia, perché il gambero rosso di Gallipoli insomma non può mancare. Quello anche viola. No, perché poi qui c'è Santo Spirito. C'è Santo Spirito, esatto. E devo dire che la fregola, una fregola leggermente cioè tipo un risotto, però è una pasta che rimane sempre al dente. Bene. Quindi ecco, ti chiedevo se ci sono anche delle formule con 5-6 portate, sono cose che fate. Un menù degustazione che diciamo proponiamo e sono 4 portate al costo di 50 euro e sono comunque i piatti simbolo di Ottavio che sono a questo punto? Allora c'è un antipasto a fantasia sempre base vegetale, dicevamo, e poi facciamo lo spaghettone alla poveraccia, che è il suo primo piatto che poveraccia sono le vongole? No, è una base di pomodoro, capperi, rucola e pan fritto. Cioè poveraccia sono proprio poveri. È un piatto che da noi sono le vongole. È il primo piatto che ho imparato quando ho iniziato il percorso nella cucina. E poi è diventato anche un altro piatto simbolo, un secondo piatto che facciamo con il maialino da latte e il filetto maialino alla Wellington. Questi 4 nelle 4 portate facciamo antipasto, primo, secondo e dessert. Quindi come secondo abbiamo questo filetto di maialino di un fornitore sempre locale, dove viene fatto con il capocollo di Martina Franca, le bietole di Polignano, e poi viene cotto in questa pasta di pane che è tipo una pasta brioche, e poi lo serviamo con un contorno di patate al sale, che sarebbe un po' la patata classica o cotta alla cenere. E poi come dessert abbiamo diciamo questo uovo che ha conquistato, che si chiama Meglio Oggi, che è fatta con una crema di ricotta che è stata realizzata, a differenza della ricotta viene un'aggiunta di acido citrico e ha una cremosità differente, quindi molto vellutata. Viene fatta una mousse con questa ricotta qui e poi servita una salsa di lamponi e un guazzetto di limoni, e ricostruiamo un uovo tridimensionale dove arriva in un cesto in vimini. Perché questo è un po' strano come il cliente lo prende. Ma i dolci in effetti fanno. C'è più, diciamo, c'è più creatività. Anche come primo, per esempio, abbiamo attualmente anche un raviolo fatto con un ragù di polpo che è abbastanza interessante. Cioè un raviolo nei primi? Sì, nei primi. Pensavo che fosse anche nei dolci. Diciamo che è un piatto strano. Parlavamo prima dei primi. L'uovo, devo dire, è interessante. Adesso non proprio in questo menù dove c'è già la carne come piatto principale, però per un menù da questi ristoranti che prendono la stella Michelin, eccetera, dove come dire, non fai più il piatto principale con la carne, un pesce, lo fai con un vegetale, chiudi con l'uovo piuttosto che metterlo
in entrata, nel senso che in entrata già ti appesantisci perché chiaramente c'è la proteina, insomma. Ecco, quindi, cosa succede? Che mettendolo come dessert completi, il dolce ci deve stare perché c'è ancora fame. Quindi dici, ma ci sta il dolce? Ci sta per forza. Quindi non è male, come secondo me ti porterà bene. Anzi, sempre che io non te lo copi io che mi trasformi io in chef. Bene, quindi direi che sì, possiamo anche parlare dei vini, però, ecco, della lista vini, dei vini a bicchiere, ad diciamo esempio. che al Calice proponiamo sempre proposte pugliesi e utilizziamo soprattutto i vini rossi, diciamo anche utilizziamo i vitigni autoctoni di posti su Maniello, della zona di Brindisi, però visto che siamo a Gioia del Colle, la prima proposta è il primitivo di Gioia che ha ottenuto la DOC e quindi avendo questo vino importante, forse per tanti anni un po' trascurato, soprattutto alla gente che viene, ai forestieri e alla gente straniera, proponiamo i nostri vini rossi, anche se con la cucina diciamo vegetale e a base di mare in questo periodo ci sta molto il rosato che anche è la terra dei rosati, la Puglia, quindi abbiamo veramente un po' tutte le cantine del primitivo che hanno vinificato il loro diciamo vitigno principale. Poi sono dei rossi scarichi. Dei rosati abbastanza scarichi in questo momento, sì. Si assomigliano molto ai rosati provenzali, però hanno quella nota profumata che a talvolta nei rosati provenzali non trovi perché c'è più acidità e quindi diciamo che il nostro rosato è veramente fruttato rispetto ad altri rosati, però devo dire che anche il turista si lascia un po' trasportare dal nostro consiglio, cioè dai nostri consigli, in base un po' alle portate cerchiamo di salire di gradazione in base anche alla leggerezza del piatto e crescendo il primitivo diciamo che lo proponiamo con dei piatti più di terra o delle carni abbastanza succulente perché il primitivo è una gradazione minimo di 14 gradi fino a 17, quindi ci sono cantine che propongono primitivi quasi da meditazione con una gradazione di 17 gradi che al posto del porco è quasi io sono uno di quelli col sigaro anche col sigaro con la cioccolata o comunque diventa veramente un vino da dessert in molti casi e quindi la carta col tempo diciamo si è allargata abbracciando un po' tutte le regioni d'Italia e la Romagna poco perché non c'era niente di buono. No, cioè a me piace molto il Lambrusco, vabbè, dopo, però poi Emilia. Sì, però diciamo che soprattutto sui vini bianchi ci piace insomma stare un po' più sulla Puglia, ecco, concentrarci sulle regioni del sud perché comunque c'è una produzione a me piace il Chardonnay di Antinori, di Antinori abbiamo Tornaresca piuttosto che il Cervaro della Sala che è un grande Chablis, no? Per dire, no? Con quel vanigliato, preferisco più l'acciaio, più proprio questo lo dicevo anche con loro nel loro quartier generale là in Toscana, che in effetti avevamo fatto anche proprio un confronto perché li hanno tutti. E adesso sono anche a Gioia. Antinori appunto, anche a Gioia. Come primitivo è vero. Tra Gioia e Santeramo stanno per diciamo, era una ex cantina mi sembra. Il primo primitivo di era di un'altra azienda, un terreno penso. Non lo so, però hanno circa 70 ettari in quella zona dove hanno piantato il primitivo e insomma stanno credendo tantissimo in questo progetto. Bene, quindi c'è proprio anche una lista di vini al bicchiere o la fate su una lavagna? I vini al bicchiere li proponiamo nella nostra cantina gastronomica come soprattutto a cena, quando facciamo l'apertura serale abbiamo questa nuova proposta dove è tipo un bar a van, dove noi abbiamo appunto stipulato una drink list e lì facciamo girare un po' tutte le nostre cantine presenti in carta, ovviamente dando la possibilità di scegliere tra la bollicina, il bianco, il rosso e il rosato
scegliendo un vino regionale, un vino extra regionale e un francese, perché comunque c'è un richiamo anche ai vini, diciamo, vini francesi e anche a delle bollicine o anche degli champagne. È possibile, insomma, spaziare anche grazie alle drink list, perché non tutti, cioè non sempre, non tutti i giorni vogliamo proporre lo stesso vino. Ci piace aprire bottiglie e far conoscere alla gente tutte le cantine diciamo, che man mano nel tempo abbiamo inserito e un po' allo stesso tempo anche in sala, nel ristorante, se qualcuno ci chiede appunto l'abbinamento vino, proponiamo diverse, spaziamo dalla Puglia esistono anche regioni. i menù no? Abbinati, cioè nel senso che invece prendono una bottiglia, si prendono 3 vini, 4 vini già. Ci chiede l'abbinamento vino e noi siamo pronti comunque, soprattutto durante diciamo i menù degustazione, quando ci sono anche le festività tipo a Pasqua, a Natale, certo. C'è gente che si affida. Oltre quel menù che dicevamo prima dei Signature da 50. Sì, quello è un menù degustazione che diciamo dà la possibilità di assaggiare i piatti forti. Cosa abbiniamo, così poi chiudiamo? Cosa abbiniamo con quei piatti di prima? Allora, sono già abbinati? Sono già... No, normalmente no, però noi possiamo comunque iniziare anche con un metodo ancestrale pugliese che piace tanto, perché soprattutto Chiaromonte, vicino a noi, c'è la tenuta Chiaromonte che è stata diciamo anche premiata per il suo grande primitivo Contrada Barbacco. Però partiamo prima dall'ancestrale. Che ancestrale è un rosso o un bianco? No, è un bianco fatto da uve di fiano e quindi abbiamo questa terra, insomma, vicino a Gioia del Colle, dove si produce anche della Verdeca e del fiano minutolo. Verdeca già un nome, poi anche il vino è molto interessante, ha un nome anche secondo me un po' vincente come nome. E poi facciamo, cioè noi solitamente a salire come vino proponiamo un buon rosato, che può essere sempre un rosato però di anche altri vitigni, tipo un rosato che io diciamo solitamente faccio sentire, perché è di un vitigno che non è proprio di questa zona ma della zona di Castel del Monte, il Bombino Nero, e 20 file di Treppini, che è una cantina che si trova tra Cassano e Altamura, ed è un rosato un po' scarico, però ha un grande profumo, e diciamo che con le verdure, anche con il nostro primo piatto forte che è la poveraccia, aiuta un po' a pulire, diciamo, a contrastare la sapidità della poveraccia. E a seguire poi, vabbè, con la nostra Wellington, che è fatta con il maialino da latte, ci piace far sentire il vero primitivo di Gioia, una cantina storica e a conduzione familiare che ci capita proporre, e anche la cantina Pianta Mura, che fa sia la riserva, che fa 12 mesi di barrique, che l'etichetta nera, che è un 14 gradi, non fa affinamento nelle botti, però è abbastanza secco come primitivo, è il vero primitivo di Gioia. E per concludere con l'uovo, che è il nostro cavallo di battaglia e anche il suo, diciamo, piatto forte, è una bavarese appunto fatta con una ricotta di un caseificio di Gioia del Colle, che è caseificio Gioiella, ed è una crema di ricotta che lui utilizza per comporre questa bavarese. Normalmente abbiniamo del passito Salento, che può essere, ci sono diverse cantine che producono passito, e anche è un bianco infatti, però c'è anche un vino licoroso che piace molto, è un po' simile al porto, però abbastanza alcolico rispetto al porto, ed è il primitivo dolce naturale di Manduria, che ci sta anche come un fine pasto. Questo dessert, l'uovo, ma si usa un uovo? Si usa la forma. No, allora la forma è di un uovo. Infatti, quando si porta a tavola la gente pensa che il guscio sia realmente dell'uovo, invece è fatto di cioccolato, che viene fatta questa capsula di cioccolato bianco, sì, e poi viene messa la bavarese all'interno, è una bavarese, è servita a forma d'uovo, sì, e poi servita su questa salsa. No, l'uovo non c'è.
Sembra un È un inganno. Quindi Perché prima ho per la illuso, gente- illusione di un piatto Illusione ottica. principale, ecco, esatto, Infatti, la maggior nutriente, parte aprono ecco, l'uovo, scansano la esatto, parte esterna, esatto, pensano che sì, sia sì, realmente certo, guscio, invece poi certo, ci diamo serenità dicendo no, è commestibile la parte del sì, cioccolato. è quindi un ovetto di è Pasqua, inganna. no? Infatti è nato per una Pasqua, per un menù pasquale, Certo, e di là la gente è impazzita, l'effetto scenografico è piaciuto tanto e quindi l'abbiamo inserito in carta e adesso è diventato il nostro dolce, cioè il cavallo di battaglia, perché comunque c'è gente che lo prenota prima di arrivare al ristorante perché ha paura che finiscano le uova e quindi molto spesso ci prenotano anche il dessert al telefono. Quindi ecco perché poi alla fine l'abbinamento che dicevamo prima è appunto l'ideale, anzi come mi è capitato in un ristorante che poi prese le 3 stelle Michelin, per questa cosa io dissi a loro proprio, per una cosa del genere voi meritereste la 3ª stella Michelin, perché lo chef, il pasticcere, aveva fatto una cosa del genere, usando, perché c'è chi usa anche altri sistemi per dare queste forme che devono essere commestibili chiaramente e devono addensare un po', devono contenere, no? Niente, il sommelier abbinò questo vino che dovevamo indovinare e in effetti sembrava porto e io dissi ma sembra un porto, però era bianco e l'abbinamento fu con questo vino porto bianco, indicato evidentemente, esatto, anche perché là possono fare quello che vogliono, quindi naturalmente era uguale al rosso, però era stato vinificato in bianco piuttosto ecco, che altre cose, e la bottiglia era un ristorante molto costoso, che aveva 2 stelle Michelin, e costava 10 euro. Quindi aveva abbinato praticamente un vino che faceva però un bellissimo effetto, il piatto dolce era un dessert di alta cucina e ho detto guarda, bravissimo, perché come dire, il migliore buon abbinamento certe volte può essere anche un vino che non costa molto, però è buono, anche perché è compito del sommelier, no? Certo. Educare, far sapere cosa c'è, no? Piuttosto che bere un vino di Gaia che sai che costa così, e puoi avere qualcosa dello stesso livello di un giovane produttore, di un'annata particolare. Questo è un po' il compito, e quindi con questo noi vi salutiamo, perché stanno arrivando i clienti. È vero che qua si pranza alle 13 anche la domenica, 13:30, ecco, anche 14, quindi chiudiamo e facciamo i migliori auguri. Grazie. Chiaramente a loro che hanno già due bimbi, di ottenere magari altri successi, altri risultati. Gentilissimo, grazie. Mille, è stato un piacere.